Giornate non ancora pervase da quel piacevole tepore primaverile. Giornate in cui il cielo gioca ancora a perdersi sul mare, fondendone in un abbraccio i reciproci confini. Giornate però che in questo weekend un po' grigio profumano comunque di libertà ed evasione. A Caorle oggi erano tanti i turisti della domenica che affollavano il centro storico per una passeggiata rilassante o un primo gelato della stagione, ma soprattutto famiglie con la voglia di evadere dalle grandi città per passare una giornata all'aria aperta approfittando dei vasti spazi della spiaggia. Da Verona con la famiglia a Caorle per uscire un po' da quello che è il caos del centro cittadino dove tutti si riversano ultimamente, insomma almeno qua gli spazi sono un po' più grandi e si possono mantenere con tranquillità quello che è il distanziamento sociale. Così i bambini si svagano un pochino nell'attesa del caldo e dell'estate. Se non fosse quindi per le mascherine calate sul volto, a ricordarci proprio oggi l'anniversario esatto dell'inizio della pandemia anche sul nostro territorio, sembrerebbe quasi una normale domenica di felice preludio alla stagione turistica, con tanta gente felice e spensierata a godersi una gita fuori porta per ammirare la meravigliosa scogliera viva o una visita alla chiesa della Madonna dell'Angelo. Ma la giornata oggi è stata perfetta anche per i più giovani e smart, con la scogliera a fare da naturale palcoscenico per le storie da condividere sui social e soprattutto una semplice giornata di svago per i più piccini della famiglia. Voi siete una famiglia Di Motta di Livenza. in visita oggi a Caorle per... Evadere con la famiglia, uscire un po' in aperto, approfittiamo della bella giornata. Ci mancava da tanto tempo. I figli sono contenti. Contentissimi, guarda che giocano, che gli mancava proprio la libertà dell'aperto. Anche se la pandemia è ancora ben lontana dall'essere debellata, quindi i presupposti per una vera stagione turistica estiva che faccia in parte dimenticare quella passata sembrano esserci. Almeno oggi la voglia di normalità è stata la prima a farsi percepire. Da Verona fino a Caorle Per godersi questo sole di febbraio che insomma caldo, ci fa passare una bella giornata al mare soprattutto, ecco. Ci vuole, serve per riossigenare Esatto, e partire, ricaricare le batterie in partire vista carichi. della prossima settimana.